buonasera, ringrazio il graditissimo pubblico per questa presenza e saluto anche il pubblico che ci segue grazie alle nuove tecnologie. È un'occasione molto importante perché si parla appunto di una famiglia illustre che ha dato tanto a Venezia, ha dato tanto anche alla Biblioteca Marciana e altre istituzioni culturali della città, e speriamo che nel loro nome si possa poi continuare nell'attività di promozione della cultura anche in collaborazione tra i vari istituti della città e anche studiosi e tutti quelli che hanno a cuore la valorizzazione del patrimonio culturale veneziano, come appunto Marco Trevisan e l'autrice del libro Loredana Giacomini, che ringrazio qui per la loro presenza. Vi vedo numerosissimi, vi ringrazio ancora e cedo la parola perché immagino che ci saranno tante cose da dire, da ascoltare, da prendere. Grazie ancora. Grazie. Grazie al direttore Trovato della Biblioteca Nazionale Marciana. Allora, partiamo, di solito si fanno alla fine, ma visto perché poi abbiamo tante cose da dire, non vogliamo evitare di non farlo alla fine, quindi partiamo con i ringraziamenti. Intanto ringraziamo Martina Molin, che è l'interprete musicale che vi ha lietato fino adesso. Bravissima, e ci accompagnerà anche lei durante questo evento. Oltre a voi, ovviamente al pubblico che è a casa che ci sta seguendo, che ringraziamo ancora molto di essere qui presenti, ringraziamo molto velocemente l'associazione Best Venice Guides, che tra l'altro alcuni rappresentanti sono qui in sala, perché grazie a loro poi è stato possibile avviare questo progetto insieme a Loredana. E poi ringraziamo ovviamente la Marciana che ci ospita, da cui abbiamo un nuovo rapporto di amicizia e affetto, la direzione regionale dei musei nazionali del Veneto, il Museo di Palazzo Grimani, l'Archivio Fotografico Musei Civici, Biblioteca del Museo Correre, il Patriarcato di Venezia e i Frati di San Francesco della Vigna, poi capirete perché, e direi che possiamo iniziare. Allora, oggi parliamo di un filo rosso che unisce tante cose. Tra l'altro, possiamo dirlo, il rosso è anche il colore dei Grimani, il rosso è il colore della copertina, ok? E il rosso, possiamo dirlo, è anche il colore della passione che è stata messa in questo lavoro da parte di Loredana. In questo filo rosso noi troviamo innanzitutto tre particolarità, tre caratteristiche del lavoro che ha fatto Loredana, che poi si svolgerà quest'oggi, che si sviluppa in una guida, perché ha la caratteristica tipica, diciamo così, di una guida, ci accompagna veramente attraverso anche l'utilizzo di piante, l'utilizzo di comunque un linguaggio, un percorso ben preciso. È un percorso storico, che poi capiremo anche il perché, ed è alla fine una prospettiva particolare, che è quella che poi scopriremo. In questa prospettiva particolare abbiamo vari discorsi nel percorso neoplatonico che poi scopriremo, abbiamo dei rebus, abbiamo tutta una serie di cose, abbiamo delle sfide. Queste sfide le abbiamo vissute in prima persona con lo svolgimento di questo libro, che è partito in epoca Covid e è arrivato ad oggi con tutta una serie di difficoltà, tutta una serie di sfide, appunto. Quindi abbiamo sentito molto i Grimani nel lavoro che l'abbiamo fatto, c'era un po' come un momento arrivava Domenico, un momento arrivava Vettore, chiunque ci portava qualcosa, qualche sfida da affrontare, tanto che i libri siamo andati a prenderli questa mattina noi perché non ci arrivavano, giusto per dire, quindi anticipo anche questa cosa per chi ce l'ha chiesta, i libri ci sono, ma devono subire, diciamo così, un'ultima fase che è quella del controllo di qualità. Quando poi saremo a posto saranno anche in vendita, faremo questo controllo e poi faremo questa cosa, partirà la vendita ufficiale. Comunque per questo motivo prima del 1° marzo non sarà disponibile, perché dobbiamo fare tutti questi controlli, e anche perché volevamo un po' così approfittare, visto che c'è un percorso iniziatico, inizia il 1° marzo, era il Capodanno antico della Repubblica, e quindi abbiamo scelto quella data, sperando che arriviamo giusti anche su questo. Quindi di sfide
parleremo dopo, ma oggi rendiamo omaggio soprattutto al luogo dove siamo. E qui cedo la parola a Loredana. Allora, in questa prima fase non parlerò dei Grimani, ma ci arriviamo dopo, quindi abbiamo pensato di ricominciare dallo scalone che abbiamo appena fatto, anche se chi ci vede dal remoto naturalmente non ha fatto lo scalone e per questo, per aiutare un po' la comprensione anche di chi ci vede da remoto, abbiamo messo le slide come peraltro si usa oggi e la prima slide si riferisce al primo affresco che vediamo entrando e cioè quello di questa figura allegorica con la pecora. Allora, qui dobbiamo subito capire che questo scalone e l'antisala e la sala di lettura in cui siamo erano funzionali a chi si preparava per gestire poi lo Stato. Quindi erano gli aristocratici in genere, i figli di chi già lavorava per la Repubblica e che dovevano prepararsi moralmente, fisicamente e intellettualmente per gestire bene lo Stato. Allora tutte le allegorie vanno viste in questa chiave, tutti gli stucchi che abbiamo visto vanno visti in questa chiave, tutti gli affreschi che abbiamo visto vanno visti in questa chiave. Però cosa è successo? Che, come spesso accade, quello che nel Cinquecento era chiaro è andato perdendosi. Quindi il programma, di cui purtroppo noi non abbiamo ancora l'autore, si troverà forse un giorno, ma per il momento non c'è, è andato perduto. E nel corso dei secoli ognuno si interpretava, se si vedono i pianeti si capisce che sono pianeti, se si vede la prudenza la riconosciamo anche noi, si riconosce la prudenza e così via, ma il filo conduttore che legava tutti questi affreschi e questi stucchi era andato perduto. Ed è stato ritrovato da uno studioso di mole veramente straordinaria, che è Broderick, di cui io, tradendo un po' il suo pensiero, perché noi non abbiamo il tempo adesso di stare a guardare tutti gli stucchi e tutti gli affreschi, riprenderò qualcuno, giusto per dare un'idea di quello che era l'itinerario che appunto si voleva far fare a chi doveva prepararsi a gestire lo Stato. E la prima cosa che si vede è appunto questa figura allegorica con la pecora. Che cos'è la pecora? Credo che lo sappiamo bene tutti, cioè noi diciamo la pecora segue, la pecora non ha un'idea, la pecora è conformista, la pecora si adatta e si sente qualche volta anche per strada, no, che dicono seguono come le pecore e così via. Quindi tutto questo è un aspetto assolutamente negativo, ma ne aveva un altro di negativo la pecora, oltre a questo, ed era l'immagine di un animale che in quanto tale segue i propri istinti e quindi i bassi istinti naturalmente. E la prima cosa che si vede è la pecora, quindi i bassi istinti qua. Cosa ne facciamo di questi bassi istinti? Questo è il discorso che comincia come discorso neoplatonico e capiremo appunto alla fine, e questi vanno eliminati. Ma questo per Aristotele, questo per Platone, questo per i neoplatonici e questo per i neoplatonici del Rinascimento. Quindi noi abbiamo adesso qui la pecora, ma di fronte alla pecora c'è sempre il contraltare, quindi la virtù o come si deve superare l'aspetto negativo della nostra concupiscenza, dei nostri bassi istinti, così venivano appunto chiamati. Non solo, questa figura allegorica fa così, non ascolta. Che cos'è che non ascolta? Si copre l'orecchio e non ascolta la voce della ragione, perché la scala, lo scalone ci porterà nella prima rampa appunto a tentare di controllare quella che è considerata la parte bassa dell'anima ed a elevarci, era per loro naturalmente, quindi ad elevarsi verso l'alto. Dopo questo primo affresco che si vede di fronte si iniziano i gradini e all'inizio dei gradini noi vediamo la figura delle tre grazie. Le riconosciamo, sono sempre
rappresentate così, due ci guardano, una ci dà le spalle. E perché mettono proprio all'inizio, ai primi gradini, le tre grazie? Perché le tre grazie si abbracciano. Quindi le tre grazie indicano la concordia e la concordia è quella che serve assolutamente perché uno Stato vada avanti bene. E Venezia, che aveva cominciato a perdere sul piano politico, non si proponeva certamente più di avere altre colonie con i turchi che avanzavano e così via, si propone però qualcosa di diverso, cioè si propone di essere la città che si propone a modello, come già si diceva nella seconda metà del 400, che Venezia realizzava in pratica quella che era l'idea dello Stato platonico, perché non aveva un sovrano assoluto, perché le cariche ruotavano, perché le cariche non stavano eternamente e così via. Quindi già quest'idea era maturata nella seconda metà del 400 e continuerà ancor più nel corso appunto del Cinquecento. Quindi la concordia. E queste tre grazie ci mostrano che quelle che ci guardano, quindi quello che ci viene dato è di più di quello che diamo. Ecco che allora lo studente che faceva lo scalone doveva ben imprimersi in testa che doveva darsi da fare per restituire quello che riceveva dallo Stato. Ma nei primi gradini abbiamo anche Giove, questo lo riconosciamo tutti, Giove con l'aquila, giusto? E che cosa ha in mano? Ecco, questo è meno tipico di lui, perché qui ha una statuetta e questa statuetta è la vittoria con due ali alate, naturalmente come sempre. E perché ci mettono Giove all'inizio quando dobbiamo appunto cercare di controllare, sempre secondo il programma neoplatonico, l'istinto, l'anima viscerale e così via? Perché Dio, qui è rappresentato come Giove perché sono tutte immagini classiche, ma comunque è chiaro che il discorso ha un riferimento cristiano, no? Dio, quindi Giove, è principio e fine di tutto. Quindi viene messo all'inizio e viene messo addirittura capovolto per farci capire che è l'inizio, ma che è Lui a cui tendiamo e che è Lui che garantisce assolutamente la vittoria e ha la vittoria in mano. Nella prima rampa c'è un tentativo di analizzare la vita e di dare indicazioni pratiche per la vita. Quindi abbiamo quest'altro affresco che è quello della parsimonia. E come la riconosciamo? Perché è il sacchetto dei soldi in mano. Non solo, perché serve la parsimonia? Perché lì cominciava ad essere problematica nella prima metà del Cinquecento già il problema dell'ostentazione dei ricchi. E quindi questi ricchi non dovevano più ostentare. Il magistrato alle pompe è del 1510, no? Quindi si cerca di ridurre quanto più si può questo tipo di ostentazione. E allora bisogna essere parsimoniosi e bisogna insegnare e bisogna far capire agli studenti che saranno i futuri dirigenti dello Stato che devono essere parsimoniosi. E quindi non solo si tratta di controllare i desideri materiali, come abbiamo visto per esempio con la pecora, ma anche di raggiungere una tranquillità, di calmarsi dal punto di vista della vita e quindi di darsi un atteggiamento parsimonioso, perché se noi vogliamo sempre di più, se si vuole sempre di più, cosa succede? Che si deve continuare a fare questo, quello, quell'altro e quindi si perde il controllo e la tranquillità dell'anima. Allora, noi ci potremmo chiedere, ma tutte queste belle cose ce le inventiamo? No, è tutto scritto nei vari, non solo nei classici greci e poi anche latini. Seneca, basterebbe pensare a Seneca che qui è citato, si può dire quasi ad ogni stucco o quasi ad ogni, non in tutti, ma insomma affresco. Ma
e viene citato da tutti gli studiosi del Cinquecento che scrivono di geroglifici, di emblemi, di simboli, di allegorie e di quant'altro. Quindi da Bocchi, per intenderci, a Ripa, Cartari, Marcolini, tutti quelli dal primo Cinquecento alla fine del Cinquecento. Ma si potrebbe dire, ma alla fine del Cinquecento con Ripa cosa c'entra con la Marciana che viene finita prima? Certo, ma Ripa non fa altro che raccogliere quelle che sono eh, gli, gli emblemi, le convinzioni di tutti gli umanisti e non solo dei classici degli umanisti. Quindi è una sintesi, ma di cose che già si sentivano e si programmavano. Quindi questa nostra parsimonia è importante. Non solo, ci viene presentata pudica, perché coperta nelle parti essenziali, ma anche nuda per altri aspetti, perché non deve mostrare più di tanto, no? Si mostra com'è. Altro affresco dello scalone è Mercurio. Mercurio, bello, prestante, giovane, è il simbolo di quello che dovrebbe essere un aristocratico. Ma cosa fa Mercurio? Cioè perché mettono Mercurio giovane e non una figura meno giovane, per esempio, a rappresentare come dovrebbe comportarsi il giovane Patrizio? Perché Mercurio vola, no, ha le ali e i piedi, corre da tutte le parti e in questo suo muoversi fa sport. Nel Cinquecento si chiedevano, ma devono fare sport i nostri patrizi oppure è meglio che studino? E la risposta che si erano dati a quell'epoca era: è bene che facciano sport perché devono tenere il corpo atletico, ma è bene che lo sport sia controllato, perché se fanno solo sport esauriscono tutte le forze e non hanno più forze per ragionare, per studiare, per applicarsi razionalmente. Quindi Mercurio, ma lo sport certo è importante e lo sport come va fatto? Beh, va fatto controllato, perché questa prima rampa della scala ci vuole sottolineare come tutto quello che si fa deve portarci alla calma dell'anima. E il gallo cosa c'entra? Perché c'è un bel gallo nel momento in cui canta, no? Con il becco spalancato. E il gallo c'entra perché si erano anche posti il problema del sonno per i patrizi. Devono dormire sti patrizi? Beh, certo che devono dormire, perché se non dormono non riescono a studiare, non riescono a lavorare, non riescono a muoversi come devono, ma non devono dormire troppo, altrimenti si favorisce l'indolenza e non devono dormire troppo poco, quindi si sveglieranno al canto del gallo. Saltiamo naturalmente abbastanza, per non dire molto, e arriviamo alla terza cupoletta, quindi salto la seconda, e la terza cupoletta ci apre ad un discorso nuovo. Allora, abbiamo, o meglio hanno, i patrizi, gli studenti che arrivavano qua, gli studiosi, controllato l'anima viscerale, quindi le virtù, cioè gli istinti bassi, hanno raggiunto la tranquillità dell'anima e adesso devono cominciare a staccarsi da tutto quello che è il molteplice, a staccarsi da tutto quello che è senso e quindi abbiamo la cupoletta della dialettica. E che cosa si vede in questa cupoletta della dialettica? Si vedono i pianeti, per cominciare, quindi Venere nuda, la riconosciamo, Marte, Marte armato, poi Giove con l'aquila, e si riconoscono i pianeti naturalmente. E poi gli affreschi. E questi affreschi cosa ci mostrano? Beh, quella che vediamo in questo momento è l'astronomia. L'astronomia con ovviamente il libro nella mano e il cerchio che sempre indica la musa del cielo o in questo caso appunto l'astronomia. E le altre ci indicano
È divertente la logica, perché la logica non è un'entità matematica, ma aiuta fondamentalmente, e a Venezia si credeva molto nel procedimento logico, tant'è vero che lo insegnavano non solo qui, ma anche nelle superiori di allora. E come la riconosciamo? Perché noi vedremo che anche un'altra figura ha i numeri, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, per me, per esempio, era difficile all'inizio capire perché una è l'aritmetica e perché l'altra è la logica, ma perché c'è il drago, il draghetto. E il draghetto ha gli occhi, come tutti i draghi, che sono diversi dai nostri, vede molto di più, perché ha le pupille che prendono quasi tutta l'iride, e quindi il drago ci indica appunto questa capacità di vedere di più e di dedurre meglio. Le altre due figure sono appunto questa è la geometria, e vediamo che ha il compasso, e vediamo che sta lavorando sul compasso in un quadrato, ma sotto c'è il cerchio, c'è il triangolo e così via. Quindi la geometria, lo studio degli enti, dei soggetti fermi, no? Poi abbiamo la matematica, naturalmente, l'aritmetica, anzi, perché io ogni tanto sbaglio in queste, sì, ecco, l'aritmetica con i numeri. La cupoletta della dialettica non è che servisse tanto, loro nella pedagogia del Cinquecento la volessero far servire tanto come studio, come disciplina di queste materie, perché loro avevano gli impiegati che facevano i conti, no? Però loro volevano anche, i pedagogisti, che gli studenti conoscessero per leggere i classici, perché se non si conosceva l'aritmetica, se non si conosceva la geometria e non si conoscevano questi soggetti astratti, no? Che oramai prescindono da quello che è il sensibile, se non si conosceva tutto questo non si riusciva assolutamente ad arrivare a capire neanche il Timeo, senza andare tanto lontano, no? Che già è difficile di per sé. Quindi la cupola della dialettica è fondamentale da questo punto di vista, che permette l'astrazione e inaugura un percorso di approfondimento, che è quello della seconda rampa che abbiamo fatto, in cui l'astrazione è fondamentale, perché ci porterà poi a quelli che sono i tondi della sala di lettura in cui siamo, che permetteranno di capire come si arriva all'estasi e quindi al contatto dell'intelletto con Dio. Alla base della seconda rampa abbiamo una figura che mi piace molto e ho messo per questo, ed è l'invidia, perché naturalmente, cioè mi piace come è stata realizzata, ed è una donna, guarda caso, ma ridotta, tanto ma ridotta, con il serpente in bocca e altri serpenti, cioè mangia veleno in pratica, no? Lei mangia veleno, quindi è il negativo, e lì dove c'è un'immagine tipo questa, l'invidia in questo caso del negativo, nella stessa fascia, dalla parte opposta, c'è l'immagine positiva, quella della virtù. Quindi io purtroppo non ho il tempo adesso qui di mostrarli appunto tutti, però questo è il significato. Per contrasto, no, bisogna saper scegliere, quindi non l'invidia, ma saper scegliere la virtù. E infatti dall'altra parte, e io non ho questo affresco, però c'è la figura col coltello in mano, il coltello che le permette di discernere, si elimina l'invidia, si eliminano le passioni negative per favorire quelle appunto positive. E sempre nella seconda rampa abbiamo poi quest'altra figura, che è quella della figura che comincia a contemplare e a saper scegliere, perché vediamo tutte queste corone che ha ai suoi piedi, e tra queste corone che ha ai suoi piedi non ne sceglie mezza. Dove guarda invece? Guarda in alto. Quindi lì è dove si deve puntare, no? Questa è l'indicazione che dà la seconda rampa dello scalone. Al centro, perché sono dappertutto, non l'ho detto, 7 fasce,
e tra le prime 3 e le seconde 3 c'è la fascia centrale, sempre, sia nella prima rampa che nella seconda rampa che qui abbiamo questi numeri che si ripetono, che sono numeri simbolici, probabilmente ermetici e così via. Bene, al centro invece di tutta la seconda rampa cosa c'è? Una splendida figura come è rappresentata, che è appunto quella del silenzio. Adesso abbiamo tranquillizzato il corpo, abbiamo tranquillizzato l'anima, siamo arrivati all'astrazione delle entità matematiche e basta, dobbiamo cominciare ad abbandonare anche la parola, ad abbandonare anche la ragione. Dobbiamo far silenzio in noi stessi per riuscire ad arrivare a quello che è un livello superiore a cui si tende. E quindi questa figura del silenzio appunto indica questo stato di quiete interiore assoluta che si deve raggiungere per arrivare all'estasi, che sarà poi rappresentata qui sul soffitto. Ma sì, belli tutti questi discorsi. Nel neoplatonismo hanno poi sfaccettature diverse, ognuno conclude dove vuol far concludere anche il discorso, e qui è una libreria, è importante, qui vengono a studiare per diventare i dirigenti dello Stato. Quindi i tondi o i quadrati o gli ottagoni che vi salto sono quelli che ci mostrano la fortezza e ci mostrano gli eroi che hanno saputo per le virtù o per la patria, come Scipione l'Africano per esempio, o dal punto di vista delle virtù Ercole, attuarla. E così devono essere anche i nostri patrizi. E i nostri patrizi quindi solo in questo modo raggiungeranno l'immortalità, che è la figura successiva che mostriamo. Eccola qua. Qui riconosciamo, perché tutti sappiamo che il cerchio indica la perfezione, che il cubo indica la terra, no? E questa sì, ha la perfezione, l'immortalità, ha già raggiunto la perfezione, ma come l'ha raggiunta? L'ha raggiunta con la mano sulla terra. E quindi la terra è quella in cui loro, i patrizi, devono agire, gli studenti devono agire. E questo è appunto molto importante, perché senza questa possibilità di realizzarsi nello studio prima e poi nel dovere dello Stato, l'immortalità, perché questa è la figura dell'immortalità, l'immortalità non avrebbe potuto essere raggiunta, e quindi l'importanza per lo studente qui dentro di capire che tutto quello che lui fa è per collaborare anche in un futuro per lo Stato. Arriviamo all'ultima cupoletta prima di entrare all'antisala, e nell'ultima cupoletta abbiamo la cupoletta della creazione umana, quindi non in termini religiosi, non quella della Genesi, è quella della poiesis, cioè quella di chi fa arte, chi fa musica, chi crea tutto quello che crea, perché tutto quello che si crea, che è artistico, è scintilla di Dio, è riflesso di Dio, è collegato a Dio, quindi è assolutamente fondamentale. E le 9 muse non è un caso che siano rappresentate proprio alla fine della seconda rampa e aprono all'antisala, di cui si parlerà più tardi, al vertice del soffitto, sul soffitto della antisala che abbiamo visto appunto passando, abbiamo la Sapienza di Tiziano, quindi quello è il fine, giusto? Io di questa cupoletta della poiesis, della creazione umana, di arte, musica e quant'altro, ho scelto 2 delle muse, quelle che ovviamente piacevano a me, una perché ha, cos'è la prima? Una specie di violino, e questo come omaggio a Martina, perché il violino non era ancora rappresentato, nel senso che si comincia a parlare a metà del Cinquecento
del violino. C'è un libro che parla delle teorie del violino, un libro francese, eccetera, quindi si comincia a parlare del violino, ma prima c'erano altri strumenti sempre a corda che venivano suonati, che sono un po' considerati i predecessori del violino, ma non erano il violino. Quindi questo è quello che più si avvicina a quella che è la forma del violino, che poi verrà sviluppandosi nel corso del Seicento, ed è per questo che le musiche che Martina ci ha suonato e che dopo ancora ci suonerà sono successive al Cinquecento. Quindi questa perché ha il violino e la prossima perché ha quella con il violino Italia e quella con il tamburello è Erato. Tamburello. Noi vedremo poi quando passeremo alla musica qui sul soffitto che gli strumenti a corda erano naturalmente privilegiati da quando nel mito Marsia aveva perduto la sua battaglia con Apollo e quindi gli strumenti a fiato, mi dispiace per il musicista in sala che abbiamo, il flautista Mattias Lin, ma gli strumenti a fiato non erano apprezzati. Si cominciano a rappresentare, Bellini per esempio rappresenta i primi, sia ai Frari abbiamo un dipinto, sia all'Accademia naturalmente, di strumenti a fiato e sono una grossissima novità. Perché esistevano solo le trombe del giudizio universale, esistevano tutti gli strumenti a corda della terra e esistevano i tamburelli, ecco, al massimo. E quindi Erato ha il tamburello, quindi ho preso i due strumenti a fiato e i due strumenti suonati appunto da queste muse. E arriviamo al salone. Allora, lo studente è preparato, no? Ha capito qual è e anche qui abbiamo la continuazione del discorso. Una continuazione del discorso, io ho messo questo primo tondo, che è proprio il primissimo tondo quando si entra, no? Il primissimo tondo, vediamo un po' se riesco, prima riuscivo. Vabbè, non importa, il primissimo tondo appena si entra, che è quello di De Mio, lo si vede meglio qui, e vabbè, io non sto adesso a spiegare il tondo, che è anche abbastanza chiaro, perché in alto c'è Giove con la sua aquila, alla sua destra a Minerva, alla sua sinistra a Mercurio. E poi ci sono le tre grazie, quindi no, le tre grazie, scusate, le tre virtù teologali, la fede con le mani giunte verso l'alto, la carità in rosso come sempre con i bambini e la fede, speranza e carità. Ecco, le tre teologali. Ma anche se sarebbe importante vederlo anche dal punto di vista teologico e soprattutto filosofico, non è questo il motivo per cui l'ho messo, io l'ho messo per aprire una brevissima parentesi per quanto riguarda lo stile, perché io non ho parlato e non parlo dello stile per una semplice ragione. La prima è che oggi il tema è un altro e soprattutto perché dello stile in fondo qualcosa si era detto. Si trova nei nostri testi perché sono tutti autori famosi e invece quello che per secoli era andato perduto fino al 2019 quando Broderick ha pubblicato questo suo saggio era il filo conduttore di tutta questa cosa, quindi per questo mi piace dare più spazio al filo conduttore che ci fa capire oltretutto che cos'era il neoplatonismo dell'epoca. Allora, ecco, l'avevo messo per ricordarmi che volevo dire questa cosa sullo stile e procedendo verso di me per intenderci, no, per chi entra, abbiamo il tondo di Diana e Atteone, si vede. Noi conosciamo la storia di Diana e Atteone. Diana di solito è rappresentata nei nostri dipinti nuda, che fa il bagno, arriva questo poveraccio che è Atteone, che non aveva né colpa né pena in questo senso, no? Ed è destinato, quindi poiché la vede nuda, ad essere trasformato in cervo. Questa è una delle versioni del mito, ma qui Diana non è nuda, qui Diana è vestita. E molto probabilmente fa riferimento ad un altro aspetto
del mito, perché come sempre i miti sono sfaccettati, hanno 10 versioni, ed è sì in cui il Ateone viene trasformato in cervo, ma perché? Perché aspetta e vuole vederla nuda, lei è vestita, ma vuole vederla nuda perché vuole arrivare subito alla verità e senza fare fatica, perché è più bello, no? Allora lui viene punito. Quindi probabilmente l'interpretazione del mito con Diana vestita qui ci indica appunto questo, che il giovane non può pensare di arrivare immediatamente all'estasi senza far fatica. Assolutamente, scordarselo, no? E infatti vicinissimo, sempre nella parte centrale, al tondo di Diana e Ateone, c'è l'estasi. Prima di arrivare all'estasi, però, io volevo mostrarvi l'esercizio. Eccolo qua, benissimo, questo qua. La veglia e l'esercizio. E perché? Perché si arriverà all'estasi per lo studente che ha seguito tutte queste cose che abbiamo detto, ben inteso, ma si arriverà con tanta fatica e questa bisogna mettersela in testa. Non c'è nulla di pronto, la pappa pronta non esiste e voi lo potete vedere, è qua, no? Per chi è un po' più indietro, è questo tondo qua, vediamo se qua, eccolo qua, questo. Quindi c'è, il giovane deve stare su giorno e notte in pratica, vedete la clessidra e il tempo, deve passare molto tempo, deve studiare tanto e la lampada ad olio, quindi non solo di giorno, anche con la lampada, anche dalla lampada deve farsi aiutare. E invece, ecco, dicevo, l'esercizio, l'altra figura che vediamo sulla destra, no, sono ancora indietro, Marco. Ho capito che devo correre, ma la figura che abbiamo sulla destra è quella che rifiuta la pappa pronta. Vedete la bella pagnotta che gli portano? Neanche per sogno, quella se la tengano. Noi dobbiamo studiare, infatti lui con la mano indica la sala dove qua studiavano, no? Quindi indica verso il basso. E io non riesco a vederlo, ma pare che vicino al suo piede ci sia il germoglio di grano, quindi in contrasto appunto alla pagnotta c'è il germoglio di grano. L'estasi, ecco, ci presenta due figure, quella con la mano che va verso il cielo e naturalmente viene premiata è la contemplazione. Non a caso gli occhi non si vedono, il suo braccio nasconde gli occhi e invece la figura sulla destra che vola sopra tutti i cappelli della terra, guardate il cappello cardinalizio, la tiara papale, il morione del soldato, il cappello vescovile, il libro, vola su tutto questo, no? Tiene in mano la corona delle arti liberali, è circondata dalle stelle delle arti liberali e guarda verso l'alto. Quindi l'esercizio è duro e non ve lo mostro, ma se venite col binocolo, se no Marco dovrebbe ingrandirlo, no, questo era prima, che nell'esercizio mi piace tanto, lacrima, sangue, gli occhi piangono, lacrime rosse, no? Ecco, lì però bisogna focalizzare meglio. Quindi lì abbiamo l'esercizio e qui al centro di tutto, ancora una volta importantissimo, al centro di tutto abbiamo l'estasi. Ma al primo momento io pensavo, ma l'estasi dovrebbe essere alla fine, perché mai la mette al centro? No, perché una volta che ho raggiunto l'estasi, e questo è Platone, lì si parla del nous, no? Il mondo noetico. Una volta raggiunta l'estasi, cosa si fa? Quello che ha raggiunto l'estasi, che ha capito cos'è la verità più alta, che ha superato anche il mondo della parola e della ragione per questa verità più alta, deve operare. E cosa fa? Come opera? Con l'arte, e opera soprattutto nello Stato. Allora il prossimo è questo, che io ho alla mia destra, bellissimo, questo tondo bellissimo di Paolo Veronese, in cui abbiamo due figure che suonano,
non a caso due strumenti a corda, uno è il lirone da gamba e l'altro è il liuto. E abbiamo due figure, quella all'estrema sinistra che ha un mazzetto, noi da qui non lo vediamo, ma comunque i fiori sono l'anemone e il mirto, cioè i fiori di Venere e Adone, quindi quella che si limita al piacere fisico, dei fiori per carità, come anche della musica, e non va più in là, perché anche la musica è una ricaduta, è una bellezza, è un'arte legata però a quello che è stata la conoscenza superiore del mondo noetico. E infatti vediamo che il ragazzo invece, guarda verso l'alto, l'alto, ci dà le spalle ed è appunto il futuro, quindi guardare verso l'alto e non solo il mazzetto di fiori. Cosa c'è in alto però anche? Un flauto rotto. Ecco che ritorna l'idea, no? Secondo me non è un caso, il flauto è qua, il flauto è in qualche altro rappresentazione ed è sempre considerato negativo, è sempre rotto in pratica e mai presentato nella sua versione migliore. Gli ultimi tre tondi ci presentano la realizzazione, dello studente che è arrivato al mondo noetico, è arrivato a superare la ragione, è arrivato alla contemplazione, è arrivato all'estasi e cosa fa una volta che appunto ha raggiunto tutto questo? Si realizza nello stato. Si realizza nello stato esattamente come abbiamo visto lo stucco dell'immortalità alla fine della rampa, così si realizza nello stato. E questo stato cioè lo stato veneziano, era già considerato, come dicevo prima, dalla seconda metà del 400 il miglior stato del mondo, perché non aveva un sovrano assoluto, perché aveva la rotazione delle cariche, perché aveva i contrappesi, perché aveva i controlli, perché aveva tutto quello che si vuole. E quindi uno stato diviso in tre categorie, che sono quelle dei soldati, l'anima irascibile, che sono quella del popolo, che accetta, perché questa è la condizione naturalmente, d'altra parte siamo in una repubblica aristocratica, di buon grado le indicazioni, in questo caso rappresentate anche dalla Chiesa, perché sappiamo l'importanza che aveva anche per Venezia, e quindi il mondo ecclesiastico, e soprattutto quello che fino al 1819 era al centro, perché anche la posizione aveva un'importanza, i re filosofi, che non sono altro che gli studenti che diventeranno dirigenti, che conoscono tutte queste belle cose che abbiamo capito e che riusciranno a fare il mondo più bello, e qua secondo me ci sono riusciti perché la nostra città, ecco, e il mondo più buono, e lì, vabbè, insomma, comunque rispetto a tanti altri mondi dell'epoca non era neanche tanto male. No, è solo il primo punto. Dovete sopportarmi ancora. Allora, siamo un po' lunghi, poi bisogna un po' stringere perché abbiamo dei tempi tecnici da rispettare. Solo un passaggio. Allora, intanto Loredana era emozionatissima oggi, nonostante lei di professione faccia la guida autorizzata, quindi si è abituata a muoversi, era emozionata per l'evento, anche perché una delle caratteristiche appunto del lavoro che è stato fatto con Loredana è quello non tanto di avere valenza di riferimento storico o altro, perché non è nel nostro mestiere di venipedia né il suo, di cui poi Loredana e ovviamente anche io di conseguenza abbiamo grandissimo rispetto per i ricercatori, ma il nostro ruolo è più divulgativo. Nella divulgazione la difficoltà ovviamente è quella di riuscire a prendere soprattutto come dire, le informazioni più aggiornate possibili al momento del lavoro, tradurle in un linguaggio più semplificato, che non vuol dire banalizzare il lavoro degli storici, anzi, ma è riuscire a portare in un linguaggio che possa essere compreso da più persone.
Da questo punto di vista ovviamente si cerca sempre di non incorrere negli errori, perché poi non essendo noi storici non trattiamo l'argomento in una maniera così approfondita, e si cerca sempre di trovare un po' questo filo conduttore che possa unire i vari puntini, a cui poi ovviamente il ruolo del divulgatore è rimandare alle ricerche di chi affronta ovviamente gli argomenti in maniera più approfondita, più puntuale, più aggiornata. Anche se da questo punto di vista la passione che vi dicevo prima di Loredana è che nel lavoro che è stato fatto lei fino all'ultimo, poco prima di andare in stampa, ha fatto tutti gli aggiornamenti possibili che c'erano da fare, perché tra le sfide che abbiamo vissuto ovviamente ci sono stati modifiche al Museo di Palazzo Grimani, perché i musei sono un'entità viva, sono un'entità dinamica ed è giusto che sia così, quindi c'è stato un po' sempre una rincorsa man mano che si andava avanti, c'era qualche novità e si cercava di inserire all'interno. Ovviamente inserendolo all'interno bisognava poi, il famoso filo rosso, fare in modo anche che questo filo rosso funzionasse e fosse scorrevole. Perché poi, come avete visto, ci sono tante immagini nella giornata, abbiamo dato spazio, come ho detto, all'omaggio al luogo in cui siamo. Tante immagini, ci sono tantissime immagini, le abbiamo inserite anche nel libro, proprio perché lo scopo di guida era anche per, come dire, un po' portare all'interno, per chi non ci può andare, o non può andarci immediatamente, portare all'interno dei luoghi che sono trattati la persona che legge. Quindi non c'è solo testo, ci sono molte immagini e alcune illustrazioni che abbiamo fatto apposta, che poi di cui ne vedremo una. Quindi nel ruolo di divulgazione, dicevamo, non è solo una guida. Perché? Perché per fare anche in modo che la guida non si esaurisse, perché se cambia una stanza, se cambia un allestimento, se cambia una qualsiasi cosa, una guida poi diventa obsoleta se è solo finalizzata a fare da guida di percorso. Invece, dicevamo prima, c'è un percorso storico che è stato affrontato da Loredana, di cui adesso faremo una piccola porzione, ed è appunto quest'altra importanza. Nel quello che anticipavo, il discorso del grande rispetto di Loredana per quanto riguarda gli storici, i ricercatori e via dicendo, mentre lavoravamo ovviamente aveva sempre un po' di timore di sbagliare, incappare, magari dire qualcosa di sbagliato, e quindi ha fatto veramente un lavoro rigorosissimo di controllo e di autorevisione che è stato veramente encomiabile, e di questo la ringrazio anche pubblicamente e personalmente, perché è una cosa di cui sono molto, molto grato nello stile e nel rigore con cui ha lavorato. Questo ci porta allora al secondo punto che avevamo in agenda oggi, che vediamo di riuscire a soddisfare del tutto, e riguarda appunto un approfondimento, e ci porta adesso dal salone dove siamo. Il filo rosso, come abbiamo detto, all'interno del lavoro di Loredana non solo collega i Grimani illustri del Cinquecento, che adesso vedremo, ma anche dei luoghi. Due di questi luoghi, i principali che sono stati trattati ovviamente, sono Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa e la Cappella di San Francesco della Vigna, all'interno ovviamente omonima, e la facciata esterna. Ovviamente per motivi di tempo oggi non era destinato ad affrontare tutto, però fa parte del lavoro che è stato inserito all'interno del libro. Invece adesso ci spostiamo verso più i Grimani. Allora, due parole intanto sui Grimani e questo posto in cui siamo e la libreria di cui abbiamo visto qualche cosa, perché se noi abbiamo questa libreria qui in questo modo, eccetera, è grazie a loro. Io di questo nel libro non parlo perché, come ha detto Marco, ho affrontato altri spazi dei Grimani, però le casse del Cardinal Bessarione, che ci ha regalato con grande lungimiranza, sottraendole dopo la sua prima donazione a San Giorgio, quando ha visto a Roma come funzionava il papato, anche il nostro Papa veneziano Paolo II Barbo, che un giorno trattava bene gli umanisti, il giorno dopo li imprigionava. Un Papa comperava libri per la Biblioteca Vaticana, il Papa successivo li disperdeva. Il Bessarione ci ha ripensato, ha chiesto il permesso papale di sottrarre i libri a San Giorgio e donarli alla chiesa di San Marco, dove tutti sappiamo che chiesa di San Marco significa la Repubblica e quindi lo Stato veneziano. Bene, le casse restano per tanti anni, per decenni, nella cosiddetta sala nuovissima, che è quella dello scrutinio, naturalmente in Palazzo Ducale.
fino a quando nel 1515 Antonio Grimani, quello di cui vedete il cappello del Doge, che è il fondatore poi tra le altre di questo ramo dei Grimani di Santa Maria Formosa, è ritornato dopo la sconfitta allo Zonchio, è ritornato a Venezia, è stato riaccolto grazie anche alla sua mediazione e a quella del figlio Domenico, dove vedete il cappello cardinalizio, a Roma presso il Papa, che è riuscito a staccare appunto, sono riusciti a staccare il Papa dalla Lega di Cambrai, e quindi lui viene riaccettato a Venezia, nonostante avesse prima rischiato la pena di morte dopo la condanna e poi l'esilio. Dall'esilio è scappato, insomma alla fine ritorna a Venezia. Nel 1915, quindi dopo il terremoto dell'11, dopo l'incendio del 12, stanno costruendo le procuratie, che noi chiamiamo vecchie e che allora erano nuove perché non c'erano ancora le vecchie. Bene, i procuratori, e Antonio Grimani era a quell'epoca procuratore, che avevano quindi la responsabilità di tutta la piazza San Marco e anche degli edifici soprastanti, fanno una petizione, una richiesta di costruzione di questa libreria, perché non è possibile che le casse rimangano, le casse del Cardinal Bissarione con tutti i codici e il resto del Cardinal Bissarione rimangano chiusi. Hanno addirittura alzato un parere perché la sala nuovissima poi serviva per il governo, quindi hanno alzato il parere, hanno messo le casse una sopra l'altra e la libreria non era mai andata in porto. Quindi fanno una petizione e chiedono di costruire la libreria e propongono, visto che stanno costruendo le procuratie che noi chiamiamo vecchie, no, che verso la fine, quindi per intenderci verso l'ala napoleonica attuale, venga messa la libreria. Naturalmente la cosa cade, c'è ancora il post-guerra, tutti i problemi e così via. Fino a quando la libreria viene riproposta, e viene riproposta dopo il sacco di Roma, quindi dopo il sacco di Roma, quando Venezia si sente la nuova Roma, e viene riproposta con un progetto che è quello di una basilica romana, la Basilica Emilia, di cui la nostra libreria sarebbe appunto sarebbe stata influenzata. E chi è l'architetto? L'architetto, guarda caso, è Sansovino, che era stato conosciuto a Roma molto bene dai Grimani, e Domenico Grimani, che è venuto qua l'ultima volta nel 1522, aveva appunto presentato il Sansovino, e pare che proprio in quell'occasione, tra le altre, si sia parlato dei cupoloni di San Marco, quelli che poi Sansovino ha effettivamente realizzato. Succede il sacco nel 1527, tutti scappano, gli artisti, gli architetti, tanti comunque se non tutti scappano da Roma. Immediatamente la Francia offre un posto a Sansovino, l'Inghilterra offre un posto a Sansovino, Venezia offre un posto a Sansovino, ma visto che Sansovino aveva tutti questi amici, si può dire, ormai a Venezia, sceglie Venezia, e Sansovino trasformerà tutta la nostra piazza, quindi costruirà anche questa libreria. Naturalmente sarà un'impresa costruire questa libreria, perché qui c'erano i negozi e noi sappiamo quando si sbaraccano i negozi è una mezza rivoluzione. Comunque riuscirà e costruirà la libreria e tutto il resto che sappiamo, poi la zecca e lo spostamento, la creazione dello spazio intorno al campanile, quindi la piazza trapezoidale non più rettangolare e così via. Quindi fin dall'inizio c'entra Domenico, quando ancora, c'entra Antonio, il fondatore, quello col cappello del Doge, c'entra il cardinale Domenico, che per un soffio non è diventato papa, era una delle figure più straordinarie di umanista, che dialogava regolarmente con Erasmo e quant'altro, e quindi sono i Grimani e tutta la famiglia Grimani che si raccoglie intorno a Sansovino. E poi Vettor, che ha questa passione straordinaria, non solo diventa procuratore nel 23, e quando proprio diventa doge anche il Gritti, e quindi il doge Gritti, che vuole la renovatio di Venezia, il rilancio di Venezia come nuova Roma,
e il Sansovino, che è un architetto che ha lavorato in centro Italia e a Roma, che conosce benissimo tutti, aveva conosciuto le opere di Bramante e così via. E il Sansovino e appunto i Grimani trasformeranno anche tutta la piazza e anche tutta questa nostra libreria. A questo punto, prima di dare per l'intermezzo solo di un minuto lo spazio a Martina, volevo dire che il pezzo che adesso Martina ci suonerà è quello di Alessandro Marcello. I due Marcello, Benedetto e Alessandro, erano fratelli, no? Naturalmente. Il nostro Alessandro di questa sera, era più dilettante, l'altro è diventato, come tutti sappiamo, più professionista, loro, soprattutto Alessandro, dal 1691, non dico che vivesse in Palazzo Grimani, ma quasi, nel senso che a Palazzo Grimani c'erano tante accademie musicali e non della città, e la sede dell'Accademia degli Animosi, che era la più importante, la più rinomata, la più famosa, è appunto Palazzo Grimani. E lui, Alessandro Marcello, lavorava quindi a Palazzo Grimani. Allora, dobbiamo chiudere, solo una cosa e poi chiudiamo. Siamo qui appunto anche per parlare del lavoro di Loredana. Il lavoro è strutturato in 3 capitoli principali e dicevamo appunto del discorso del percorso storico perché? Perché vengono trattate alcune delle figure importanti della famiglia Grimani di Santa Maria Formosa, poi viene trattato un percorso che ovviamente non è un percorso per sala in sé, ma è un percorso con una logica che ha costruito Loredana, che affronta appunto il palazzo di Grimani di Santa Maria Formosa, e poi si va appunto alla committenza Grimani nella chiesa di San Francesco della Vigna, dove c'è una parte introduttiva ovviamente della chiesa, del luogo, vi dicendo, della facciata, perché c'è un percorso anche lì, e all'interno della cappella. Come dicevamo prima, questo viene trattato con delle illustrazioni, come abbiamo visto, oltre al testo c'è l'albero genealogico che abbiamo visto, ci sono ovviamente delle immagini, e qui appunto ringraziamo tutti gli istituti che abbiamo citato prima proprio per averci autorizzato nell'utilizzo. Ci sono comunque dei riferimenti attuali, che in questo caso la Sfinge dice cosa c'entra la Sfinge, in realtà c'entrano con i personaggi dei Grimani, che ho scoperto essere molto interessanti. Ovviamente c'è anche il palazzo, e il tratto, diciamo, relativo a guida, come dicevamo prima, è perché effettivamente abbiamo comunque cercato di fare in modo che fosse pratico anche nell'utilizzo, oltre nel formato che, come vedete, è super tascabile. E poi ci sono delle immagini comunque splendide, come questa che mi ha fatto scoprire la stanza Fogliami, me l'ha fatta scoprire in tutti i particolari, ed è molto 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 bella. Oltre ovviamente alle immagini dedicate, come abbiamo visto, infatti non è un caso, il filo rosso c'è perché come è stata trattata questa giornata, in cui abbiamo detto non si parlava del libro, ma era proprio un evento nell'evento, e abbiamo voluto omaggiare soprattutto la Marciana, ma per far capire qual è il percorso un po' che si ritrova all'interno del libro, e quindi i particolari che abbiamo visto oggi si ritrovano, non questi, ma quelli trattati nel libro, si ritrovano allo stesso modo all'interno. Come vi dicevo prima, l'uscita prevista il 1° marzo, fermo restando che poi il controllo sulla qualità della produzione sia a puntino, e se no poi daremo informazione. Per poterlo trovare poi si va su benipedia.it, e poi sarà disponibile anche sulle librerie. Non so se vuoi dare un'ultima parola di chiusura per i saluti, che poi dobbiamo cedere. Allora, no, mi ero dimenticata prima di ringraziare 2 persone che mi hanno aiutato molto, e che sono Camilla Morteani, che oggi non è qui ma ci sta guardando da remoto, e per tutte le traduzioni latine, perché io ho un po' un analfabetismo di ritorno, per questo, non usando questa lingua, ahimè, tutti i giorni, uso più le altre lingue che mi servono per il lavoro, e quindi la lettura e l'interpretazione delle varie frasi, sentenze, motti, eccetera, è
è stata veramente notevole e se non avessi avuto Camilla non sarebbe stato possibile così. Tutti i dubbi che avevo quando ho cominciato 5 anni fa a lavorarci mi sono rimasti, quindi non ho risolto niente, tanto per essere chiara, però nonostante questo la ricerca è sempre una cosa interessante. La seconda persona che volevo ringraziare veramente è Giuseppe Cherubini, perché non c'era domenica o che io non lo disturbassi per aiutarmi a identificare qualche uccello, perché lì mi trovavo veramente scoperta con questa natura strepitosa, ricchissima, magnifica, ma con tutti gli uccelli della terra, cioè lì gli uccelli volano, io sono anni che cerco di individuarli, ma non riesco bene, devo dire, devo ammettere. Quindi se non ci fosse stato Giuseppe, non dico che una rondine o un merlo sarebbe stata la stessa cosa, ma per molti uccelli sarebbe forse stato così. Quindi ecco questi 2 ringraziamenti speciali, oltre ovviamente, ed è la condizione per cui siamo arrivati a questo punto, l'associazione di cui faccio parte, Best Venice Guides, che mi ha messo in contatto con l'editore che io altrimenti non avrei conosciuto. Vabbè. E qua. Grazie, mi associo ai ringraziamenti, ringrazio il pubblico che ci ha seguito qui in sede e da remoto, il personale della biblioteca che ha collaborato per l'allestimento dell'evento, Marco Trevisan e Loredana Giacomini che ci ha aiutato a rintracciare questo filo platonico, questo filo rosso platonico, perché anche che è di Broderick, ne sto discutendo in continuazione perché stiamo proprio in questi giorni cercando di capire alcuni particolari lì, quindi state attenti perché potrebbero saltare fuori delle sorprese. Forse quello è Pietro Bembo, per esempio, quel vecchio. Sarebbe la chiave. E basta, insomma, quindi grazie per questo filo rosso platonico che tra l'altro il nostro fondatore Bessarione certo. ha scritto anche contro il calunniatore di Platone, quindi Certo. ci sta tutto. Grazie ancora e a presto. Ecco, adesso se ce ne andiamo lentamente senza troppo rumore, Martina ci allieta ancora con il suo violino, ma c'è una ragione che siamo riusciti ad arrivare purtroppo alla spiegazione del libro che era in programma. Il libro si conclude con la chiesa di San Francesco della Vigna e la chiesa di San Francesco della Vigna è stata costruita sulla base, pensavano loro allora, ed effettivamente le proporzioni sono quelle, dell'armonia musicale che ci ha accompagnato qui, accompagnava naturalmente la chiesa stessa e quindi proprio grazie agli accordi sulla base dei quali è stata costruita la chiesa si conclude questa nostra serata con gli accordi musicali di Martina e grazie a Martina per averci aiutato.